Euroregione News. Codroipo in bicicletta e il Friuli Venezia Giulia a piedi. In occasione della cicloturistica del capoluogo del Medio Friuli, che ha visto circa 600 partecipanti, tra i quali anche Riccardo Riccardi, ne abbiamo approfittato per chiedergli un aggiornamento dell'assegnazione dei nuovi incarichi nella regione di vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, nonché delegato alla protezione civile. Iniziamo questa avventura con impegno, umiltà e grande responsabilità rispetto anche ai problemi che ci sono e che riguarderanno l'intera maggioranza, l'intera giunta regionale e devo dire anche per il ruolo che il presidente Federica ha voluto affidarmi. La riforma degli enti locali e quella della salute sono state al centro della contrapposizione politica per 5 anni e sono state il terreno nel quale le diverse tesi si sono confrontate nel corso di questa campagna elettorale. Quindi sulla partita delle UTI degli enti locali la posizione della maggioranza è abbastanza definita. L'assessore Roberti ha già anticipato quello che tutti noi abbiamo sostenuto nei 5 anni passati e nel corso della campagna elettorale. Una delle prime misure che verrà assunta sarà quella di togliere l'obbligatorietà delle funzioni e soprattutto la penalizzazione dei trasferimenti, che non è vero che è una cosa che è stata già superata come racconta il PD. E sul tema della salute è evidente, qua si apre un'altra partita. Io sono già impegnato fin dalle prime ore intanto a individuare le persone alle quali affidare le responsabilità della guida della struttura, perché mi sono trovato metà struttura inesistente, al di là di quello che racconta l'ex assessore Tellesca e quello che racconta Deborah Serracchiani, la quale mi pare non abbia molto da fare, perché se si deve preoccupare di fare le interrogazioni al Ministro degli Interni per capire se io ho detto alla Tellesca che decida di fare politica oppure se vuole lavorare, mi sembra una cosa abbastanza normale, però evidentemente la Serracchiani non ha proprio niente da fare. Quindi siamo impegnati innanzitutto a individuare le figure e poi lavoreremo a mettere in ordine secondo determinate criteri e regole che non abbiamo condiviso rispetto a questa riforma. Qui non si tratta di fare rivoluzioni, nessuno di noi è un unno, ma è chiaro che un segnale forte di inversione di tendenza rispetto all'assetto organizzativo che Deborah Serracchiani ci ha consegnato è chiaro che ci sarà. Intanto andiamo questa settimana in Consiglio regionale con le dichiarazioni programmatiche del Presidente, ci sarà martedì. Poi già nella prossima giunta regionale cominceremo ad assumere delle decisioni. Per me la prima scadenza è la nomina di un direttore centrale che oggi non c'è e quindi già nei prossimi giorni credo che andremo a ricoprire quella posizione e poi di conseguenza tutte le altre posizioni apicali che sono vacanti. Io sono entrato alla direzione della salute trovando delle persone che hanno dimostrato la responsabilità, tutti coloro che ci lavorano, e li voglio veramente ringraziare per questo, ma ci sono delle posizioni vacanti che vanno coperte. La direzione della salute mi sembra una struttura abbandonata, è proprio abbandonata, e questo non è un bel segnale, credo anche di responsabilità politica di chi se n'è andato e nel corso degli ultimi mesi si è più preoccupato di capire dove volevano collocare determinate figure piuttosto che a garantire la continuazione di questo lavoro, che è un servizio imprescindibile e primario nei confronti dei cittadini di questa regione. Mi pare che sia un aspetto importante, ma non il più importante. Sicuramente raccontare le cose come sono è importante, però per raccontare le cose nel modo giusto prima bisogna farle e quindi occupiamoci di farle. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.